Considerano un nulla di fatto l'esito dell'incontro a Palazzo Santo Stefano. La lettera inviata al prefetto non ha sortito gli effetti desiderati, lamentano i residenti di Piazza dei Signori che stanno pensando di seguire altre strade. Chiaramente a questo punto immaginate cosa resta da fare, solamente rivolgersi alla magistratura. Io sto già prendendo contatti, ho già degli appuntamenti fissati, ci sono delle sentenze su fatti analoghi che hanno previsto dei risarcimenti molto elevati per i residenti che hanno vissuto anni in queste condizioni. Su un punto le istituzioni non hanno dubbi, nessuna chiusura in Piazza dei Signori, dove pur comprendendo le difficoltà di chi ci vive, serve sostenere la ripresa della vita per una città che vive i positivi effetti della nomina a Urbs Picta. Noi come Comune di Padova siamo chiaramente in una situazione in bilico, perché dobbiamo da un certo punto di vista tutelare i diritti sacrosanti dei residenti, ma dobbiamo altrettanto tutelare il diritto alla ripresa di un'attività di commercio, di ristorazione, di vendita al dettaglio, di movimento spontaneo di ragazzi che dopo tanto tempo vuole tornare a vivere. Caos e sporcizia, la denuncia dei residenti che chiedono a Comune, Questura e Prefettura una presa di posizione più significativa. Quello che noi rivendichiamo è il fatto di avere un organismi, forze dell'ordine, che vengono qui per far rispettare i regolamenti. Questo è il punto, che non c'è rispetto, anche se arrivano, stanno lì impalati e ovviamente sono degli esecutori di ordini che vengono dall'alto, però se noi chiediamo il loro aiuto è perché un cittadino ha diritto, perché per risolvere delle situazioni di disagio. È un disastro la mattina, solo che tanto il disastro è alle 5 di mattina, c'è una bella squadra che pulisce e quindi alle 8 è tutto perfetto, splendente, nessuno ha visto niente e siamo tutti a posto, ma sta roba qua si riversa sulla collettività, quindi un attimino dovrebbe pagare chi lorda, credo io, e non basta aggiungere un cestino o 2 cestini, qui è questione di educazione. Nel frattempo saranno passate al setaccio le immagini registrate dalle telecamere della piazza nello scorso fine settimana, immagini che serviranno anche a monitorare i giovani presenti a tutela dei residenti.